Dopo Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali, anche Giuseppe Mangiapane, primo cittadino di Cammarata, racconta come la situazione reale dei contagi sia ben più grave. Vediamo. Oggi ho dato come aggiornamento 121, ma vi assicuro che la realtà non è questa. Perché? Perché di questi 121 vi assicuro che molti sono già guariti, però a fronte di questo sono consapevole del fatto che vi sono tantissime altre persone positive. Come lo so? Perché me lo comunicano i laboratori di analisi, me lo comunicano le farmacie, me lo comunicano direttamente alle persone. E poi vi sono anche tantissime altre persone in attesa di conferma del molecolare. Quindi vi è una differenza paurosa tra il dato ufficiale e quella che è la realtà. Questo non succede purtroppo soltanto a Cammarata, perché lo dico? Perché ieri ho partecipato ad una riunione dell'Angi Sicilia e molti sindaci a livello regionale hanno sottoposto questo problema, la non corrispondenza del dato ufficiale con la realtà. Ecco perché ero fortemente intenzionato a chiudere le scuole, non c'è stata la necessità perché il governo regionale ha posticipato le vacanze e la riapertura di qualche giorno. Quindi la scelta, la decisione che abbiamo maturato di non chiudere le scuole parte dal fatto che, dalla constatazione del fatto che non vi è alcuna corrispondenza tra il dato reale, il dato ufficiale e la realtà. Non perché l'USCA non ha voluto fare lo screening, perché come ben sapete noi eravamo pronti a farlo, perché come comune abbiamo acquistato i tamponi e grazie ai volontari eravamo pronti a farlo, dovevamo farlo sabato scorso, ieri. Che cosa succederà mercoledì? A livello regionale abbiamo deciso di comunque sia emanare ordinanze per rinviare l'apertura delle scuole. Se lo facciamo è perché abbiamo consapevolezza del fatto che non vi è alcuna corrispondenza, ripeto, tra il dato ufficiale e il dato reale. Quindi tutte le iniziative, che vengono poste in essere sono dal governo regionale e anche nazionale, sono in funzione del dato ufficiale. Però dobbiamo essere consapevoli che vi è differenza tra il dato ufficiale e il dato reale. Ecco perché avevo deciso di non aprire le scuole il giorno 10 ed ecco perché sono convinto, ma non solo io, ma bensì tutti i sindaci agrigentini, ma anche siciliani, di non aprirle, di emanare ordinanze se non interverranno provvedimenti degli organi superiori, di non aprirle mercoledì, perché rischiamo di far succedere quello che è già successo. Per esempio leggiamo tutti i giornali in Francia, il giorno 2 hanno aperto le scuole e poi oggi si ritrovano nella condizione che la stragrande maggioranza delle classi si trovano in isolamento. Quindi meglio prenderci un momento di pausa, un momento di riflessione, un momento che ci consenta di capire quella che è di fatto la situazione reale e poi aprire con maggiore sicurezza e sicuramente dopo aver fatto lo screening che ci mette sì in sicurezza ma non in sicurezza assoluta. Io non sono assolutamente convinto di far riaprire le scuole il giorno 13 perché sono consapevole del fatto che purtroppo lo sappiamo, le scuole possono essere un ulteriore veicolo del virus, possono accentuare la diffusione del virus e quindi ci ritroveremo sicuramente di lì dal 13 in poi, di lì a qualche giorno, a doverle chiudere, a dover mettere in isolamento la stragrande maggioranza delle classi. Altre iniziative che abbiamo posto in essere: contingentare l'ingresso al comune. Purtroppo abbiamo diversi dipendenti comunali positivi. Uno per tutelare la salute ovviamente dei dipendenti comunali, ma poi anche per impedire che vi sia un'ulteriore diffusione del virus all'interno del comune e quindi che possa portare poi a bloccare servizi. La situazione non è semplice, come ben capite, non lo è a Cammarata e non lo è nell'intero territorio regionale. Quindi oggi serve una presa di coscienza,
Dobbiamo comportarci in funzione non dei dati ufficiali, ma di quello che è il dato reale.